Pagina trevigiana di questa lunga diretta ripartita intorno alle 15 per poter raccontare ancora una volta il maltempo e darvi tutte le informazioni del caso, per raccontare la montagna in ginocchio ma anche buona parte del restante Veneto con gravissimi e pesanti disagi. Dunque rifacciamo. Mostriamo ancora una volta quello che è il conto corrente aperto dalla Regione presso la banca Unicredit per poter, novità di oggi, cominciare a dare un primo aiuto per iniziare la corsa solidale alle popolazioni colpite dal drammatico maltempo di questi giorni. Il conto corrente intestato a Regione del Veneto, quello è l'IBAN che vedete in sovraimpressione, scorre anche nel crawl, la striscia che scorre in rosso durante il telegiornale. Se vi siete persi qualche cifra lo vedrete come prima notizia del crawl. Causale Veneto in ginocchio per maltempo, ottobre novembre 2018. Questo dunque il conto corrente. Dalla mezzanotte del 4 novembre sarà attivo anche il numero solidale 4550000, che vale però anche per altre regioni, per la Liguria, per le Friuli Venezia Giulia e le altre regioni colpite in questi giorni dal maltempo, ed è stato deciso dal Viminale, ma questo sarà attivo però, questo numero solidale, dalla mezzanotte di domenica. Questo invece è già operativo e quindi si può cominciare a fare qualcosa. Allora, la Marca Trevigiana, fra poco ci collegheremo nuovamente con la zona del Cadore, quindi apriremo un'altra finestra sulla montagna devastata con i nostri Tiziana Bolignani e Nicola Marcato, ma c'è una Marca Trevigiana che fa i conti con numerosi problemi e decisioni da attuare. I problemi sono quelli dei disagi e dei danni causati dal Piave in questi giorni, la piena del Piave. Passata la piena del Piave e fortunatamente passata senza arrivare a quella catastrofe che poteva sembrare nei giorni di lunedì e martedì, ora resta la devastazione provocata però dall'acqua e dal fango, dove questa è arrivata. La situazione più grave è a Ponte di Piave, dove molte famiglie solo oggi hanno potuto rientrare nelle proprie abitazioni. Il nostro viaggio è un viaggio tra persone che in molti casi dicono dovremmo andare via da qui. Il problema è il tornare alla normalità, è quello che lascia dopo il fiume, perché l'acqua sale però dopo scende, è cosa che ti porta praticamente il dopo lascia il fango, è il tornare alla normalità che ci vorrà molto tempo. Daniele Ammirati con le sue parole esprime il sentimento della gente di quei comuni colpiti dall'ondata di maltempo di questi giorni. Solo oggi lui e i suoi genitori sono rientrati nell'abitazione che si trova in via Zattere a Ponte di Piave. Intorno la devastazione dell'acqua e del fango che ha travolto tutto. Un disastro. Io sono 20 anni che abito qui, ho subito 5 alluvioni. Una volta sola era calamità naturale. Quello che mi hanno rimborsato lo sto buttando adesso. Mai visto. Il massimo in casa era arrivato a 1,26 m. Sembrava un tsunami dentro e niente, stiamo cercando di svuotare tutto quanto, però purtroppo il primo piano è andato. Quanto è arrivata l'acqua? 2,80 m di acqua, primo piano. La furia dell'acqua entrata in casa ha accatastato contro la parete tutti i mobili. Questo contenitore di polistirolo è stato travolto ed è rimasto come incollato al soffitto. Quei cassetti con i mobili sono stati strappati dalla forza dell'acqua? Sì, sono stati strappati dalla forza dell'acqua. Questi qui speriamo che non ci cascano addosso. Stessa devastazione nell'abitazione accanto. Al primo piano è andato sotto tutto, c'è qualche infiltrazione al secondo piano, ma insomma non di sopra, poca roba. Nessuno, spiega la proprietaria, si aspettava una piena simile. Noi abbiamo alzato tutta la roba a 1 metro, massimo 1,5 metri. Loro continuavano a dire guardate che arriva tanta, ne arriva tanta, però chi sapeva che dovevamo staccare i lampadari e le applicche e buttare fuori. Cioè, noi ci siamo organizzati come ormai, perché tanto che capita ogni tanto, però così mai. Spostandosi di 3 chilometri si arriva in via Piave, altra zona golenale, dove l'acqua è stata ancora più devastante. Qua c'è troppa
troppa terra da portare via. È una situazione un po' disastrosa perché non si può più, a un certo punto non riusciamo più a smaltire tutto il limo, il fango, perché ce ne sono 20-30 cm, le canalette che portano fuori sono ingombrate, piene di limo, perciò la casa o prendiamo una scavatrice, non sappiamo neanche noi. In tutti questi anni non si era mai visto una cosa del genere. Peggio del 66, qui è arrivata fino al secondo piano, 80 cm dentro. Nel secondo piano? Distrutto tutto, non c'è più letti, non c'è più niente, buttato via tutto. Peggio del 66, io sono nato nel 66, quindi avevo pochi mesi, i miei genitori ne hanno passate tutte queste piene, è un disastro, una devastazione, basta vedere quanto fango ha lasciato, una quantità impressionante. Penso, io non ho mai viste, ne ho viste di piene dal 98, 2000, 2002, 10, 12, 14, 18, tutti anni pari in questa zona golenale è entrata l'acqua, ma come questa penso che è evidente che è un disastro. Rassegnazione forse, siamo svuotati, ci siamo svuotati proprio. Spostandosi a Breda di Piave, nonostante qui l'acqua abbia raggiunto livelli inferiori, i danni sono comunque ingenti e adesso si cerca di ripulire per tornare alla normalità. Fino a 1,20 m. Ma è la prima volta che succede? Sì, 66. La prima volta. Buttato via tutto? Tutto il primo piano? Tutto. Stamattina hanno portato via da un camion pieno di roba. Un disastro, mai visto. In 30 anni che siamo qui non è mai successa questa scena qua. Se anche nel 2010 è sempre arrivata, ma dietro, dalla casa dietro di là, ma mai arrivata qua, mai vista, proprio mai vista. Quanto ha raggiunto l'acqua? 60 cm di acqua dentro casa. Suoni, voci di disperazione dopo quanto accaduto in questi giorni nelle aree del Piave. Dal Piave ci spostiamo però, torniamo in montagna, nella montagna devastata, e torniamo dai nostri Nicola Marcato e Tiziana Bolognani. Dove vi trovate in questo momento? Parliamo di una situazione che per la montagna è ancora di totale emergenza. Tiziana. Sì Nicola, allora noi avevamo deciso di spostarci verso valle, verso Belluno, ma la strada è chiusa, ha riaperto forse da qualche minuto, a Santo Stefano di Cadore, dove noi siamo arrivati per seguire l'incontro, il vertice dei sindaci del centro Cadore del Comelico con il responsabile, il funzionario dei Vigili del Fuoco e dei vertici nazionali della protezione civile. C'è stato un incontro tra sindaci, è stato un incontro tecnico per capire quali sono gli interventi da fare, in che modo soprattutto bisogna procedere in questi frangenti per la richiesta di materiale, per l'assunzione di personale e per quant'altro. Naturalmente bisogna fare i conti con il bilancio. Siamo nella piazza di Santo Stefano e a Santo Stefano di Cadore, in questa piazza, alla sera, quando cala la luce, tutti i mezzi della protezione civile vengono parcheggiati proprio qui nello spiazzo davanti al municipio di Santo Stefano, e qui resteranno fino a domani mattina, alle prime luci dell'alba, quando si ricomincerà a lavorare per rimuovere il materiale franato sulla sede stradale. Qui a Santo Stefano la situazione in Comelico è una situazione molto complicata, c'è il problema dei boschi e degli alberi caduti, ma c'è il problema delle frane. Pensate che per arrivare a Santo Stefano di Cadore abbiamo dovuto percorrere una strada che si inerpica su una montagna, perché la strada è a senso unico alternato e in salita si sale solo da quella parte, poi si raggiunge, dopo aver attraversato almeno 3 smottamenti importanti che sono stati messi in sicurezza, si raggiunge la 52 Carnica. Noi ora ci spostiamo al centro di coordinamento soccorsi a Belluno, ci vorrà del tempo, ma torneremo a collegarci con voi per fare il punto della situazione di questa ennesima giornata, la giornata numero 5 dell'emergenza maltempo che ha flagellato la provincia di Belluno.
Nei collegamenti vi ho dato poco fa una informazione che ora rettifico. Le persone che attualmente sono senza corrente elettrica in provincia di Belluno, le utenze sono a 9.600, questo fonte Terna. Io poco fa vi avevo detto 3.000, 5.000 e invece quel numero lì, 3.000 e 5.000, è il numero di utenze che nella giornata Terna e Enel Distribuzione sono riusciti a ricollegare. Quindi andiamo al centro di coordinamento e soccorsi di Belluno per capire come si interverrà. La pioggia continua a cadere, pur se in maniera meno intensa, ma c'è sempre una pioggia persistente. Come si interverrà domani, quando domani è previsto anche l'arrivo del capo dipartimento della protezione civile Borrelli, che a Belluno alle 11, alle 10:45, alle 11 meno un quarto circa, incontrerà tutti i responsabili dell'unità di crisi che è stata istituita nella sede dell'aeroporto di Belluno, dopodiché ci sarà un sopralluogo, tempo permettendo, un sorvolo in elicottero sulle aree più colpite dal disastro, dal maltempo, su tutte evidentemente tutta la vallata agordina e l'Alto Agordino, che risulta ancora isolato per frane. Nicola. Grazie allora Tiziana, allora ci ricollegheremo fra un po' quando avete raggiunto dunque il centro di coordinamento. Grazie allora per questo collegamento, per le ultime informazioni che ci hai dato, e riapriremo un'altra finestra ovviamente alla fine del telegiornale, o meglio quando continuerà la nostra edizione straordinaria dopo il telegiornale di Treviso. Torniamo nella Marca trevigiana e parliamo, abbiamo visto il Piave che si è ritirato, ma c'è il problema di quel bypass del Ponte della Priula che non è ancora aperto, e i sindaci premono perché le difficoltà e i disagi non sono pochi per i trasporti e quant'altro, e allora domani ci sarà un vertice a Susegana. Domani gran parte dei sindaci della Marca saranno a Ponte della Priula in corrispondenza della viabilità alternativa che è andata lesionata, per significare la necessità assoluta che in tempi brevissimi tale viabilità venga ripristinata, perché è fondamentale per collegare la destra e sinistra Piave. Tanti primi cittadini trevigiani che hanno confermato che domani saranno presenti a Susegana per chiedere che si faccia presto a riaprire il Ponte Bailey. La Marca da lunedì sera continua ad essere divisa in due. Ci sono intere famiglie e attività in grande sofferenza, dice il sindaco Scarpa, anche lontano da Ponte della Priula. Non è una manifestazione, una conferenza contro nessuno, assolutamente, sgombriamo subito il campo, ma è una conferenza, un incontro per l'unione della destra e della sinistra Piave. Alcuni sindaci poi avanzeranno un'ulteriore richiesta. Quella di chiedere il tratto gratuito dell'autostrada da Treviso a Conegliano, come è stato fatto anche in provincia di Rovigo tempo fa. Questo perché abbiamo visto che da Spresiano soprattutto il traffico si focalizza su via Sparto Colantini, arriva all'incrocio di Salettuol e lì si forma un imbuto incredibile. Se in questi giorni, complice il ponte del 1° novembre, la situazione dal punto di vista viabilità è stata tutto sommato tranquilla, da lunedì le scuole riapriranno e si teme che possano ripetersi le code e i disagi di inizio settimana. Così il vertice di domani sarà anche l'occasione per ogni singolo comune di avanzare richieste che riguardano il proprio territorio. Che a Lovadina venisse intercettato il traffico da Spresiano e fosse dirottato verso le piscine di Mosole per poi sbucare nella Postioma e quindi nella circonvallazione esterna di Maserada. La chiusura del bypass ha creato non pochi disagi, crea non pochi disagi anche per il trasporto ovviamente pubblico. Oggi il primo importante provvedimento, accordo di interoperatività tra MOM, Mobilità di Marca, e Trenitalia. Sentiamo. Un accordo importante tra MOM e Trenitalia siglato in tempo record per far fronte a questa gravissima emergenza maltempo. La chiusura dei ponti sul Piave all'altezza di Ponte della Priula ha letteralmente diviso la Marca in due, da qui la decisione di attuare un'intesa ferro-gomma. Grazie alla Regione Veneto e a Trenitalia, quindi all'assessore De Berti e al direttore di Trenitalia Baggio, abbiamo trovato una soluzione che è quella di far sì che gli abbonati MOM sulla tratta Treviso, Conegliano, Vittorio Veneto
possono usare il treno. Quindi tutti gli abbonati MOM, senza avere aggravi particolari, possono decidere se usare la gomma oppure usare il treno. Gli abbonati MOM possono utilizzare tutte le stazioni intermedie da Treviso a Vittorio Veneto, quindi Lancenigo, Spresiano, Susegana, Conegliano, Sofratta e Vittorio Veneto. Questo è un accordo importante di interoperabilità. Io che ho qualche anno di esperienza nel trasporto pubblico, questo accordo qualche tempo fa era praticamente impossibile. Adesso, grazie ai nuovi attori, sia in Regione che a Trenitalia, siamo riusciti ad averlo in pochissimo tempo. La viabilità negli ultimi giorni nella zona di Ponte della Priula è andata completamente in tilt, con traffico e code, una situazione che andrà a peggiorare lunedì con l'apertura delle scuole. Ovviamente il bypass rimarrà chiuso, quindi gli autobus MOM hanno dovuto trovare percorsi alternativi. 2 le linee interessate, la 135 Montebelluna Conegliano e la 120 Treviso Conegliano Vittorio Veneto. La linea 120, che è quella della dorsale Pontebana, girerà a Spresiano, andrà verso Maserata, Cimadolmo e torna poi a Ponte della Priula e farà la linea normale come faceva prima. La 135 si attesterà anche qua, non potendo passare Ponte della Priula, a Spresiano. Spresiano passeremo davanti alla stazione, quindi c'è la possibilità di usare il treno per chi lo vuole, e poi farà la stessa strada per Maserata, Conegliano, Maserata, Cimodolmo, e va a Ponte della Priula e Conegliano. Lunedì si parte, ma già nella giornata di martedì il personale di Trenitalia e di MOM avranno il compito di verificare l'efficacia di questi provvedimenti ed eventuali correttivi. La prossima settimana sarà importante anche per avere una tempistica sulla sistemazione e riapertura del Ponte Bailey, anche se si parla di almeno un mese. Pochissimi istanti di pubblicità, poi parleremo di un'altra zona montana, quella del Grappa, che sta continuando e cominciando a contare i danni. Rieccoci in diretta per continuare a raccontarvi l'emergenza maltempo che nella montagna continua. E non è solo l'area del Bellunese a fare conto dei danni, a continuare una lunga, durissima lista dei danni. C'è anche un'altra zona montana, quella del Grappa. Piante secolari sradicate, pali della luce divelti, fili della corrente penzolanti. Questa è la scena che appare oggi a chi, percorrendo la Cadorna, si avventura verso Cima Grappa. Gli alberi e i rami che da lunedì sera ostruivano il passaggio ai mezzi di soccorso sono già stati tagliati e messi da parte, e ad uno sguardo poco attento la montagna sacra alla patria oggi potrebbe sembrare non aver subito danni così ingenti, fino a quando invece non si sceglie di addentrarsi nelle zone un po' meno battute o non si incontra chi, come Giovanni Battilana, titolare di Malgapat, lo scorso lunedì si è trovato nel mezzo della bufera. Di sera è stata una catastrofe del vento e il macello, ho avuto paura anche mia un po', mi sono trovato che travolto dai pini. Fortunatamente i danni in Malgapat sono stati limitati, nessun problema alle strutture nemmeno al bestiame, ma la paura è stata tanta. E faceva paura veramente. Mi ricordo che ero Boccetta dal 66, era stato un tornado che ha rabaltato tutti i pini nel bosco che ho qua vicino alla zona del Fontanel, Campocroce, ma dopo non ho mai visto in 40 anni una roba del genere. Sul Grappa le zone più colpite sono quelle di Val de Agiara, Val de Foie, San Giovanni e soprattutto l'area tra Ponte San Lorenzo e Lepre. Qui incontriamo Silvia Todesco, titolare dell'omonima trattoria, che nella serata di lunedì si è trovata ad affrontare la bufera sola con la figlia e che ancora oggi fatica a raccontare quei momenti. Lunedì io ho temuto per la mia vita, ad essere sincera, e anche per quella di mia figlia. Eravamo qua e nel giro di un quarto d'ora è scoppiato l'inferno. Tavoli che volavano, poltroncine ad altezza uomo che mi passavano davanti alle finestre e io non sapevo cosa fare, ero impotente. Oggi l'area della trattoria è completamente sistemata, ma nelle foto scattate da Silvia martedì mattina c'è il racconto di cosa ha lasciato quello che lei ha definito un vero e proprio uragano. Martedì mattina, quando siamo usciti, ci siamo messi a piangere, c'era la distruzione. Passata la paura, i problemi però restano, in quella zona manca ancora la corrente. L'Enel ha messo sotto gruppi elettrogeni anche le cabine, però un'ora fa qualcuno si è dimenticato di fare gasolio carburante ai generatori, quindi è saltato tutto di nuovo e adesso siamo in difficoltà veramente grossa. State pensando addirittura di chiudere?
A questo punto noi abbiamo cercato di tenere aperto per dare un servizio alla gente che sta venendo a vedere i danni sulle proprie case, a dar da mangiare agli operai che stanno lavorando, però in una situazione così si fa molta fatica. Ci sono molte piccole e medie aziende in ginocchio in questo momento, non tanto nelle nostre zone, spiega Vendemiano Sartor, presidente della Confartigianato Marca Trevigiana, ma tra Segusino e la montagna. Sentiamo. Interi territori spazzati via da un maltempo che non ha risparmiato niente e nessuno, ad essere colpite anche numerose aziende già duramente provate dalla crisi. Tante le aziende che dovranno fare i conti con i danni. Abbiamo territori, quelli al confine Segusino e la montagna, che è evidente la situazione è molto tragica. Mi pare che qualcosa si stia già muovendo dal punto di vista anche dell'aiuto, perché credo che questo sia il tema, no? Cercare di far sì che queste imprese non abbiano, oltre al problema del danno, anche le incombenze come un'attività normale. Insomma, questo è il tema sul quale bisogna lavorare, cioè cercare di alleggerirli sotto l'aspetto degli impegni, e sicuramente credo ci saranno anche gli elementi di sostegno dal punto di vista dei dipendenti, perché credo che mai come in queste occasioni ci possa essere l'utilizzo di un elemento di sostegno come la cassa integrazione o come le sospensioni, perché è evidente che non possono sopportare le imprese i costi anche indiretti. C'è bisogno di sostegni concreti, non si possono lasciare sole le aziende, la situazione per molti è davvero tragica. Fortunatamente, ripeto, nei nostri territori il disagio è stato minore, però credo che per questo non valga che noi aiutiamo anche quelli che stanno un po' più in su, e augurandoci che queste cose aiutino anche poi nel tempo a porre dei rimedi anche nel sistema costruttivo, per far sì che queste emergenze possano causare meno danni. Più o meno si può fare una stima di quante aziende possono essere state colpite? Beh, nei nostri territori poche, però ripeto, nelle province di Belluno sono dati che noi a Treviso non abbiamo, ma complessivamente credo che siano parecchie, perché il territorio è molto vasto, anche se le aziende grosse sono poche, ma una serie di tante attività piccole e non solo quello. Teniamo conto che adesso ci dovrebbe essere un impegno anche straordinario per il ripristino, perché in montagna comincia la loro vendemmia fra un po', quindi voglio dire tutta la stagione invernale non possa essere messa a repentaglio da questo disagio, perché altrimenti la situazione economica sarebbe molto più tragica. E mentre continua la conta dei danni, tutti con lo sguardo al cielo per capire cosa ci sarà nei prossimi giorni, soprattutto in quelle aree colpite dove si cerca di trovare una soluzione, ma appunto la pioggia che continua crea nuovi problemi che si sommano a quelli già esistenti. Allora sentiamo il generale Giancarlo Iannicelli e un breve flash su cosa ci aspetta tra domani e lunedì. Prevediamo per domani inizialmente condizioni di nuvolosità molto accentuata, con qualche pioggia residua, qualche pioggia sparsa. Nel corso della giornata avremo un miglioramento, quindi con una nuvolosità e senza precipitazioni. Per domenica ecco una giornata di pausa, quindi una nuvolosità, una velatura del cielo per gran parte, però un peggioramento già nella seconda parte, e in serata non escluso qualche fenomeno di precipitazione. Poi ecco, per lunedì purtroppo la situazione non cambia, avremo un nuovo peggioramento con piogge sparse, questo lunedì e martedì, bisognerà aspettare mercoledì ma soprattutto giovedì per miglioramento. Questo allora per quanto riguarda i prossimi giorni. Prima di salutarci e di rivedere il cartello con il conto corrente per mandare il sostegno, i fondi per le popolazioni colpite dall'emergenza maltempo, due notizie che non hanno a che fare con il maltempo ma che riguardano comunque la Marca Trevigiana, sono importanti perché si è spento questa mattina, circondato dagli affetti più cari, tra cui la moglie della sua abitazione di Treviso, Vittorino Pavan, ex sindaco di Treviso dal 1988 al 1993. Pavan avrebbe compiuto 95 anni il prossimo aprile. Nella sua vita ha sempre lavorato come avvocato, ma da tutti era conosciuto per essere stato il presidente dell'Ordine degli Avvocati, nonché presidente dell'ospedale. Pavan, da chi lo aveva conosciuto, viene ricordato per la sua bontà d'animo, la sua disponibilità che nei suoi lunghi anni di lavoro e anche successivamente lo hanno portato ad aiutare chiunque gli avesse chiesto aiuto. Vittorino Pavan è stato il sindaco della mia infanzia, ricordato l'attuale sindaco Mario Conte, che esprime
le sue condoglianze e quelle di tutta l'amministrazione. Ricordo, ha detto con nostalgia, quando con la fascia tricolore veniva a farci visita a scuola per l'inizio dell'anno e noi bambini vedevamo quell'uomo distinto e gentile come un punto di riferimento. Martedì 6 novembre nella chiesa di San Nicolò, l'abbraccio di Treviso a Vittorino Pavan. Un'altra notizia invece che riguarda lo sport, una notizia importante perché il Treviso Calcio passa in mani inglesi e finisce l'era della famiglia Visentin, perché la società Atlantis Sport Management con sede a Londra, insieme ad altri associati presenti nel territorio trevigiano, è subentrato alla famiglia Visentin alla guida della squadra Treviso Calcio. Un'importante operazione come finalità l'ingresso della società sportiva in una piattaforma internazionale calcistica con scopo di scouting, selezione e crescita di giovani talenti. Il primo obiettivo di nuovi proprietari inglesi dunque sarà quello di proseguire l'ottimo lavoro svolto dal presidente Luca Visentini e riportare questo sodalizio in categorie più consone al suo blasone. Dunque c'è l'impronta inglese da ora in poi per il Treviso Calcio. Prima di salutarci, come abbiamo detto, rivediamo il cartello con il conto corrente. Il Veneto in ginocchio presso Banca Unicredit. Questo è il conto corrente aperto dalla Regione del Veneto, quello è l'IBAN, lo vedete in sovraimpressione con la scritta gialla. La causale è Veneto in ginocchio per maltempo ottobre-novembre 2018. Chi può, chi vuole, dia appunto una mano alle popolazioni colpite da questo dramma del maltempo e di un'emergenza che non è davvero ancora finita. Ci salutiamo qui per questa questa pagina trevigiana della lunga edizione straordinaria di oggi, ma fra pochissimo tornerà Ferdinando Avarino per parlare ancora una volta del maltempo e ci ricollegheremo con Tiziana Bolognani e Nicola Marcato. A fra poco. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere. Ben ritrovati al meteo. Condizioni di tempo molto instabili sulle nostre regioni, ma vediamo il dettaglio di sabato 3 novembre. Sul Veneto il tempo risulterà molto perturbato a causa di una perturbazione atlantica che influenzerà un po' tutta Italia. Ecco dunque che sulla nostra regione avremo piogge e temporali diffusi su tutte le province e localmente anche forti. Migliorerà in nottata. Temperature minime tra 13 e 16 gradi. Massime oscillanti invece tra 16 e 20 gradi. Diamo ora uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Situazione molto simile, anche la nostra regione sarà alle prese con un nuovo fronte perturbato che porterà precipitazioni temporalesche a carattere sparso, tuttavia alternate a pause più asciutte e anche piuttosto soleggiate. Vediamo anche le temperature, le minime saranno comprese tra 14 e 16 gradi, le massime invece oscilleranno tra i 19 e i 22 gradi circa. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Non cambia di molto la previsione, la nostra regione continuerà ad essere colpita da un'intensa ondata di maltempo, con piogge frequenti un po' su tutto il territorio, anche di moderata intensità. Entro la serata migliorerà ovunque. Temperature minime tra 13 e 14 gradi, massime comprese invece tra 17 e 18 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi, eleganza e comodità, perché camminare è vivere.